Un 37enne è morto ieri sera sulla 127 bis di Sassari, dopo uno schianto devastante contro un muretto. Una tragedia che riporta ancora una volta l'attenzione sulle strade della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi aiutarmi a dare voce a tragedie come questa e tenere alta l'attenzione sulla sicurezza delle nostre strade, metti un like e iscriviti adesso. È un piccolo gesto, ma per me fa davvero la differenza. È successo poco dopo le 20 nel tratto della 127 bis di Sassari, tra Canica e Molafà, proprio in località Tropuile. La vittima è Antonello Olivieri, un meccanico sassarese di 37 anni. Stava affrontando una curva quando avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. L'impatto contro il muretto è stato violentissimo. 118, polizia locale e vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti. Ma cosa ha portato davvero Antonello a perdere il controllo della moto? Gli investigatori stanno valutando tutto: velocità, fondo stradale insidioso, un possibile malore o perfino un ostacolo improvviso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per i 37enni non c'è stato nulla da fare. La 127 bis di Sassari è stata chiusa per ore per i rilievi, mentre la città piange un uomo conosciuto e rispettato. E questa tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti mortali sulle nostre strade. La dinamica definitiva verrà chiarita nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: ancora una volta ci è stata portata via una vita troppo giovane. Se anche tu pensi che serve più attenzione quando ci mettiamo al volante, lascia un like e iscriviti. E dimmi nei commenti, qual è l'errore alla guida che secondo te vediamo più spesso nelle nostre strade? Grazie davvero per il tempo che hai dedicato a questa notizia, e grazie a te se posso continuare a parlare insieme di ciò che accade nella nostra isola. Ti saluto e noi ci vediamo per la prossima cronaca.